filosofo, nato ad Avellino nel 1923, laureato in filosofia e giurisprudenza, professore di filosofia teoretica e poi morale all'Università Federico II, autore di numerose pubblicazioni, ha lavorato fino agli ultimi giorni. Pensiero critico e passione civile hanno sempre animato anche la sua vita politica, deputato del PC dal 72 al 76, senatore fino al 79 e poi con i DS dal 1994 al 2001. Grande democratico e spirito libero, evidenzia il presidente della regione Vincenzo De Luca, un faro per la cultura partenopea per il suo profondo rigore intellettuale, lo ricorda il sindaco Luigi De Magistris, che 2 anni fa gli consegnò la cittadinanza onoraria. Questa è una città che difficilmente esprime il meglio di sé, lo tiene nascosto, è un po' rancorosa, ama apparire piuttosto che essere, quindi bisogna fare tutti gli sforzi per far venire fuori quell'essere che la città tende a nascondere. È stato uno tra i più grandi pensatori del nostro tempo, un punto di riferimento per tante generazioni, riconosce il presidente della Camera Roberto Fico, ha saputo fare della sua vita un dono per tutti, lo spunto del cardinale Crescenzio Sepe. Ecco, oltre alle sue riflessioni e alle lezioni, a molti che lo incontravano a eventi culturali o semplicemente per strada, mancheranno anche la sua sensibilità e disponibilità al confronto.